Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti in nuovo appuntamento in diretta con Linea Rovente. Oggi una trasmissione particolare perché partiamo da un dato, quello dato proprio qualche giorno fa dall'Istat, che vuole la Calabria agli ultimi posti proprio come regione tra le più povere d'Italia. E allora abbiamo deciso di trattare l'argomento non da un punto di vista economico, quindi non aspettatevi assolutamente un ragionamento in termini di economia, ma sotto forma di riscatto sociale, perché se è vero che i calabresi sono tra i più poveri, è anche vero che sono quelli fra le persone con il cuore più grande. Ecco perché quindi il titolo della nostra trasmissione: Calabresi poveri ma dal cuore grande. Ed ecco perché io ringrazio davvero con il cuore per aver accettato il nostro invito Sergio Crocco e Mario Covelli, che sono fra i due personaggi di spicco di Cosenza ma della Calabria, e non penso davvero di esagerare, che hanno dimostrato con la loro attività di presidenti di due associazioni veramente molto importanti che i calabresi hanno davvero un cuore d'oro e riescono a fare tanto con la solidarietà, quindi povertà e solidarietà che si possono combattere, che comunque possono lavorare insieme per raggiungere grandi obiettivi. Partiamo proprio con Sergio Crocco. La Terra di Piero porta avanti tantissime iniziative, non solo sul territorio di Cosenza, ma va anche oltreoceano, va in Africa, quindi io davvero ho difficoltà a chiedere da dove iniziare. Intanto grazie per essere qui. Grazie, ho difficoltà anche io da dove iniziare, perché tante iniziative le abbiamo poste in essere. Diciamo, cominciamo da quello che è più visibile a Cosenza, cioè il Parco Piero Romeo. È il nostro fiore all'occhiello, il nostro orgoglio. Intanto eccoci le immagini che partono proprio, e sarà una carrellata appunto di tutto quello che sì, io dico sempre che è il nostro orgoglio come Terra di Piero, perché noi l'abbiamo ideato e poi siamo riusciti a costruirlo, ma siamo riusciti a costruirlo proprio perché, come dicevi tu, dietro, ma né dietro né avanti, ma al nostro fianco abbiamo avuto una città solidale a 360 gradi. E quando parlo di città di Cosenza io di solito intendo tutta la provincia, quindi abbiamo avuto davvero, ad ogni nostro appello abbiamo avuto difficoltà proprio a tenere tutti i contatti della gente che ci ha contattato per darci una mano. Quindi io credo che basta avere un minimo di credibilità e il cuore grande dei cosentini, ma anche di tutti i calabresi, perché noi riceviamo donazioni e aiuti anche da tutte le altre città della Calabria. Evidentemente si pone nel modo giusto, quindi davvero bando alle lamentele. Sì, ci sono delle proteste che sono giuste da fare, ci mancherebbe, bisogna farle, però ogni tanto se pensiamo a tirarci su le maniche come abbiamo fatto noi con questo, noi abbiamo speso più di 200.000 euro per questo parco, e se ti dico da dove sono arrivati forse ti dico non lo so, oppure magari qualcosa lo so perché abbiamo fatto tante cose teatrali, però se ci avessimo pensato prima che forse dovevamo spendere 200.000 euro per un parco, dove l'andiamo a prendere? Vi sareste forse fermati per paura? Però abbiamo avuto la forza come associazione e come città di crederci, di portarla avanti e poi avere questo orgoglio che da Rimini in giù una realtà del genere non c'è. Non esisteva, quindi non esiste, è un primato per Cosenza. Guarda, non esiste diciamo le cose Roma, come stanno. Non esiste a Roma, non esiste a Napoli, a Palermo, in città molto più grandi delle nostre. Ci sono 7 parchi cosiddetti veramente inclusivi in Italia, e sono tutti da Rimini in su. L'unico da Rimini in giù è quello di Cosenza. È un orgoglio da una parte, ma dall'altra parte fa pure rabbia, perché io vorrei che già da domani noi siamo il parco più grande, l'inclusivo più grande d'Italia, 1350 metri quadri, ma io vorrei che da domani fossimo il 10°, il 15°, il 20°, in modo che tutte le città d'Italia potessero avere questo diritto al gioco, perché alla fine questo è, si dà il diritto al gioco ai bambini disabili e ai bambini normodotati insieme,
ai quali di solito viene negata. A Roma per esempio viene negato. Ecco, noi stiamo vedendo intanto le immagini che ovviamente sono prese, diciamolo, anche dalla pagina Facebook proprio dell'associazione, quindi abbiamo chiesto l'autorizzazione. Nel frattempo scorrono anche altre immagini, ci sono un po' le fasi, abbiamo fatto vedere, da quando avete cominciato la realizzazione a quando hanno cominciato a esserci anche le prime visite da parte anche delle scuole, ora finalmente è fruibile. Anche da fuori Cosenza, questo ci fa particolarmente questo lo dobbiamo piacere. dire, poi c'è stata insomma la festa del primo compleanno, ci sono le manifestazioni attorno, insomma è diventato veramente noi lo chiamiamo un angolo della città, però è un punto di ritrovo per abbiamo fatto già 2 carnevali riuscitissimi, poi magari parliamo del Parco Piero Romeo 2 che faremo dei link in danza. Assolutamente sì, spero di aver preso anche le foto giuste, perché c'è un imbarazzo della scelta, veramente con voi due, è difficile parlare soltanto di una cosa, infatti adesso vorrei parlare con Mario Covelli, perché anche lì, per quanto riguarda Braccia Aperte, non saprei da dove iniziare, forse dall'ultimo progetto, dall'ultima iniziativa, quella fresca, che è quella, la serata che avete fatto al Teatro Rendano per lanciare un progetto altrettanto ambizioso che riguarderà proprio la città di Cosenza, ma che comunque abbraccerà l'intero bacino, il ristorante solidale. Intanto dobbiamo forse fugare dei dubbi, perché sul ristorante solidale dobbiamo andare a fare un'informazione un po' più precisa e più attenta, perché non è una mensa dei poveri, giusto? Certo, sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Il ristorante solidale, come dici tu, non è una mensa dei poveri, diciamo che nasce come sostegno a chi vive soprattutto in situazioni di disagio economico e sociale. Volevo un po' spiegare come funzionerà il ristorante solidale. Ci sarà un centro di ascolto dove ci saranno i volontari della nostra associazione che accoglieranno queste persone che vivono situazioni di disagio economico-sociale, che presenteranno la loro situazione economica. E qui sono le immagini appunto della serata nel frattempo scorso e di tutte le altre iniziative. Attività varie, perché per par condicio ci sono le immagini di entrambe le associazioni. Quest'anni, sì, un raccoltafondi, eccetera, eccetera. Sì, e stavo dicendo, ci sarà questo centro di ascolto dove verranno queste persone che vivono in una situazione di disagio, presenteranno la loro appunto situazione economica. Se rientreranno in una certa fascia avranno diritto ad una tessera che consentirà loro di usufruire di un pasto al costo di 2 euro. La tessera sarà rinnovabile ogni 2 mesi, perché questo? Perché magari io oggi vivo una situazione di disagio perché sono disoccupato, in questo frattempo trovo lavoro, quindi finisce la mia situazione di disagio. Per quanto riguarda gli adulti, dicevo prima 2 euro, invece sotto i 16 anni facciamo un piccolo sconticino di 1 euro, sì. Perché non è una mensa dei poveri? Perché oltre a queste persone disagiate, il ristorante è aperto anche agli altri, nel senso che potrà venire anche a consumare un pasto un professionista che magari viene a lavorare a Cosenza da fuori, capita un giorno in città e allora che ben venga, ovviamente il costo del pasto sarà di 10 euro. In questo modo che cosa succede? Che il disagiato non ha quel senso di vergogna che noi riscontriamo quando facciamo ad esempio la distribuzione dei panini. Quindi si sente coinvolto. C'è comunque l'inclusione senza sentirsi, quindi magari anche non dovrà esserci neanche l'imbarazzo ad entrare nel locale, perché anche quello potrebbe creare una sorta di barriera psicologica. Purtroppo sì, perché noi l'abbiamo constatato, come stavo dicendo prima, nella distribuzione dei panini che facciamo, quindi in questo modo si sentiranno un po' più liberi. Quindi io non so chi è il disagiato o chi è il benestante in quel momento. Ovviamente sarà data molta importanza alle relazioni sociali, nel senso che non sarà solo un consumare un pasto e si va via, quindi ci saranno i nostri volontari che interagiranno con i commensali, quindi su questo noi ci teniamo tantissimo, in modo che li facciamo sentire coinvolti
magari anche, non so, un giorno uno di noi con una chitarra poi si mette un po' a cantare, a suonare insieme a loro, quindi creare un clima veramente familiare, veramente comunque, familiare. Insomma, di accoglienza, sì, come sì, è giusto certo, che sia anche con certo. il calore che caratterizza, insomma, noi del sud, i calabresi in particolare. Ecco, entrambi lavorate attivamente sul territorio e da qualche anno a questa parte, correggetemi se sbaglio, da un decennio soprattutto, nella nostra terra è un declino. E voi avete sicuramente più di me il polso della situazione. Sergio, come è cambiato il rapporto con le persone e sta diventando più difficile operare ed essere presenti per aiutarli? C'è più diffidenza? Come sta cambiando? No, è più difficile perché ci sono le nuove povertà che fino diciamo, agli anni fine anni 90 non esistevano. Fino agli anni 90 davvero sapevi chi era povero e chi non lo era. Adesso no. Adesso davvero quello che ti ricordavi fosse un professionista poi è costretto ad andare a mangiare al ristorante o ad una mensa della Caritas o dove si voglia. Quindi è davvero molto più difficile riconoscere queste nuove povertà con la vergogna che arriva da un passato agiato e poi ci si ritrova per mille motivi in situazioni di povertà o comunque di disagio, magari non solo economico ma anche proprio affettivo. Ed è difficile, da qualche anno a questa parte è diventato molto, molto più difficile, però si va avanti e si cerca di aiutare in tutti i modi. Le diffidenze ci sono sempre, io dico sempre che è giusto che ci siano le diffidenze, perché nel campo del volontariato, della beneficenza, c'è tanta gente che si dà da fare con onestà, ma ci sono anche altrettanti lupi nel senso più negativo del termine, perché sapete che i miei lupi, sì, in questo caso detto nel senso negativo. Quindi a me fa piacere che la gente ci chieda conto anche a noi della Terra di Piero, dove vanno i soldi, che fa. Io sono sempre convinto che la trasparenza, anche a volte a discapito della privacy, perché spesso a noi ci arrivano dei contributi che vorrebbero essere anonimi, no, noi li mettiamo ugualmente in rete e tutto, perché è giusto che si venga a sapere tutto, se tu dai una lira o un euro ad una persona e sei convinto che questo euro deve andare davvero a chi è bisognoso, devi vedere tutta la filiera dove va a finire. Quindi la differenza secondo me è giusta. Fa da sprone, sì, quindi affinché esatto, si sia trasparenti e chiari. Restando sempre in tema di operatività sul campo, con Mario Covelli, vi occupate appunto, una delle vostre attività è Pane Quotidiano, quindi dare proprio la distribuzione dei panini in 2 parrocchie del territorio di Cosenza. Anche per quanto riguarda la vostra esperienza, è cambiato nel tempo l'utenza a questo progetto? Cioè si è diversificato maggiormente italiani, stranieri? Come si sta evolvendo o involvendo la situazione? C'è un'inversione di tendenza? Sì, allora noi sono 4 anni che facciamo questa distribuzione dei panini. Abbiamo iniziato nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, Madonna di Loreto. Ringraziamo Don Michele che ci ha messo a disposizione l'oratorio per fare ciò. Ci ricordiamo che inizialmente c'erano soprattutto tanti stranieri, poi dopo da quando il sindaco ha un po' tolto quelle baracche è diminuita di tanto l'utenza straniera e abbiamo soprattutto nostri concittadini. Quello che abbiamo constatato è che, come diceva Sergio, c'è una povertà, chiamiamola nascosta se vogliamo, che oggi molti cinquantenni hanno perso lavoro e si trovano in una situazione di disagio, ma hanno, come dicevo prima, vergogna a venire a prendersi un panino. Quindi questo è quello che noi cerchiamo un po' anche di abbattere. Ci stiamo provando, però è molto ma molto difficile. Possiamo ricordare intanto l'operazione Pane Quotidiano? In che giorni e a che ora si svolge? Infatti, perché sì, è con un sorriso, alla fine un panino è anche una forma di convivialità. Vedo le foto molto belle dei volontari. Infatti, anche perché poi non sono solo panini, anche in questo poi a quest'ora a noi ci viene anche un certo appetito. Diciamo gli orari e i giorni. Sì, sicuramente, infatti stavo arrivando a questo. Noi facciamo la distribuzione di panini, come dicevo, lì
chiamiamo Loreto perché ormai è conosciuta per così. intenderci. Da 2 mesi, 3 mesi presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, quindi ringrazio Don Germano, mi lega a lui un'amicizia ventennale. La 24 maggio, giusto? Sì, no, non è via 24 maggio, ma è una traversa di via 24 maggio, scendendo dall'edicola del ormai nostro caro amico Roberto Tuscolano, quindi si scende da lì e si arriva presso la chiesa, che è in un garage, quindi non è tanto visibile. Gli orari sono dalle 10 alle 11, martedì a Loreto e sabato presso la parrocchia dei Santi Pietro L'ora e di Paolo. merenda, Sì, non sì, penso in che pratica sia sì. una difficoltà per i nostri amici, i nostri concittadini, Certo. non c'è nulla da Certo. vergognarsi assolutamente, un panino lo si può mangiare in compagnia, la scusa per incontrare e conoscere questi splendidi Sì, volontari. sì, Andate sicuramente. tranquillamente. Saluto i volontari perché ci tengono tanto al mio saluto, ne approfitto ora. Volevo aggiungere che abbiamo delle attività che ci donano anche dei dolci, si sono visti nelle foto, rustici, che ovviamente distribuiamo insieme ai panini. I panini ci vengono donati da un forno, da un panificio, ogni volta noi rimaniamo un po' sorpresi perché quando lo chiamo gli dico guarda mi servono 8 panini, sì va bene, cioè felicissimo, quindi questa è una cosa molto bella. Ovviamente tutto quello che distribuiamo è frutto di donazioni. Sì, sì, quindi quello che dicevo prima a te Alessandra, che è molto bello, è il clima che si è creato con queste persone che vengono a ritirare i panini farciti, perché ormai c'è un clima di familiari, io, molti di loro ho il numero di cellulare, ci sentiamo anche in altri giorni, quando vengono un po' ironizziamo, a volte capita qualche volontario nuovo e mi sente a me che quando vedo queste persone che arrivano dico ma che ci sei venuto a fare? Quei volontari, ma come? Quindi c'è anche il momento... nella io capacità infatti, di accogliere proprio a braccia aperte, una cosa come dice che la io, vostra la cosa più associazione. importante. certo, io una cosa che dico subito ai neovolontari è questa, non basta solo dare quel panino e farli andare via, perché altrimenti serve a poco. Perché sono persone che hanno bisogno di sentirsi a loro agio, veramente di sentirsi in famiglia. Quindi Bisogna dare chiacchierarci sempre un po' con loro, ridere, scherzare, e poi li vediamo che vengono veramente con un sorriso che per noi è tutto. Sergio, parlavamo appunto delle tante iniziative della tua associazione, in questo periodo poi spiegheremo il motivo degli oggetti che sono qui accanto a me, che non sono qui per caso, anche se poi fra un po' ci faremo gli auguri perché la Pasqua sta arrivando. Queste sono alcune delle iniziative collaterali che servono ovviamente a finanziare, perché bisogna dirlo, le associazioni come la Terra di Piero, come Braccia Aperte, come tantissime altre associazioni presenti sul territorio calabrese, e che ovviamente salutiamo e ringraziamo anche per quanto fanno, vanno in autofinanziamento. Sì, noi per fortuna non abbiamo spese di rappresentanza, abbiamo soltanto le spese della sede, le utenze della sede, altre spese non ne abbiamo, quindi per fortuna abbiamo, questo tipo di politica lo abbiamo imposto da quando siamo nati. Non c'è nessuno stipendiato, non c'è nessuno che guadagna sulla Terra di Piero, ma soltanto le spese della sede. Però le missioni costano, andare in Africa costa, anche se i biglietti ce li facciamo da noi, mi preme dirlo, però là ci sono dei costi che sono sicuramente molto molto inferiori, perché il costo della vita in Tanzania non mi pare nelle foto, se poi rimandiamo di avervi visto dormire in alberghi a 5 stelle o di fare bagni in piscina, sinceramente. Anzi, tutto quando avete guarda, fatto tranne che una vacanza. anzi, in Tanzania siamo in alcuni seminari, quindi più o meno si sta rispetto ai parametri africani. Io si sta chiederei intanto abbastanza alla bene. regia se riesce a mandarci la carrellata di foto dove possiamo vedere anche le altre attività. In Centrafrica e in Madagascar davvero ci sono dei posti letto che non auguro davvero a nessuno dove siamo stati, anche se poi sono state esperienze che direi meravigliose e poco. E quindi che facciamo? Dobbiamo raccogliere, proprio detto in termini volgari, raccogliere dei soldi e ci inventiamo le cose, ci inventiamo il teatro. Qua siamo nella periferia di Iringa, questa è la scuola che abbiamo costruito l'anno scorso. Sono 3 aule, 2 siamo riusciti a finirle, una l'abbiamo intitolata al nostro grande campione Gigi Marulla e un'altra a Marianna Luberto,
che è una bambina che è stata molto sfortunata. Sono stati momenti emozionanti con mille sentimenti che ti ritrovano in testa. Ci sono questi bambini che adesso stanno da gennaio hanno iniziato ad andare a scuola, quindi con la scuola tutto regolare, riconosciuto dal governo tanzaniano, con i maestri riconosciuti da Tanzania. Sì, sì. Questo è un posto, questo si chiama Isakalilo. È un posto a 12 km da Iringa, praticamente Iringa è una città di 120.000 abitanti. I bambini per andare a scuola avrebbero dovuto fare 12 km a piedi, all'andata, 12 km al ritorno a piedi, e dunque capirei che a scuola non ci andavano, anche perché non mangiano certo tutti i giorni, quindi capirei che ci sono... Guarda, perché dicevo non vedo alberghi a 5 stelle, non vedo. Io benedico sempre internet perché possiamo fare le dirette, a volte qua da questa scuola veniva molto difficile perché non c'era lì. Però è proprio una catena umana del passaggio del mattone. Sì, qua stavamo facendo i mattoni, qua stavamo facendo le pizze con un forno che abbiamo portato noi a Morogoro, questa in un'altra città. Là c'è mio figlio, che il mio ecco, questa è la famosa piscina di cui parlavamo, sì, i fanghi che avete fatto. No, questa è una famosa spa, proprio un resort, le vostre vacanze. Sì. Ecco, e dunque costano e quindi ci autofinanziamo, ci facciamo venire delle idee. Per esempio queste le uova di Pasqua, ci sono state le uova di Pasqua sospese, che non è stata una nostra idea, ma è stata un'idea bellissima dal piccolo coro del Rendano. La gente è venuta in sede, ha comprato un uovo, però non l'ha materialmente ritirato, e poi ci hanno lasciato i soldi a noi, e poi le uova sono andate alla Casa Famiglia Cosentine. Questa è stata un'iniziativa che è davvero splendida. Potremmo continuare a lanciarla anche da qui, dalla nostra trasmissione. Del resto, certo, insomma, Pasqua è domenica, oggi siamo ancora a giovedì, abbiamo abbondantemente quella è chiusa, però ovviamente possono venire. Possiamo dire che possono venire presso la sede ad acquistare. Abbiamo una Casa Famiglia a San Fili che è molto attiva, alla quale diamo spesso una mano, quindi sì, si può fare ancora. E poi c'è il Trivial. Questa altra ciutiata che mi sono inventato. Non penso di poterlo prendere per farvelo vedere, non vorrei far cascare le uova, sono notoriamente imbranata, quindi vediamo se riesco a sollevarlo senza far danni. Che praticamente questa continua la saga dei giochi di società della Terra di Pietra. Se puoi anche aprirlo, si vedono le carte, vediamo se il faccio tabellone. cascare qualcosa. Allora, ci sono le carte che sono qui. Posso leggere una domanda a caso? A vediamo caso, cosa ho trovato. Ce ne sono alcune molto difficili, alcune più facili. Vabbè, allora, faccio quella, cosa volete? Sport? Allora, intanto mi devi dire geografia, storia? Geografia, storia e politica, curiosità, sport e spettacolo, cultura e dialetto, e attualità e personaggi. Quella di cultura e dialetto non penso di poterla leggere, sì, perché escono quando si scioglie la neve, ho beccato proprio. I cosentini hanno già risposto. Però diciamo di sport, il calciatore rossoblu ceduto alla Lazio per 5 miliardi di lire. Io lo dico perché Stefano Morrone. Ok, insomma, giusto per farvi capire, per darvi una di cosa si tratta. Sono 1260 domande, 210 la maggior parte. Poi ho avuto un gruppo di lavoro molto serio con me, come tutte le cose della Tre di Piero, cioè, di solito le idee partono da me, ma poi si sviluppano perché abbiamo intorno tanta gente che ci dà una mano in modo disinteressato. Questo si chiamano pietre di sapienza nel gioco, e si fanno come segnapunti, e poi vince chi riesce a portare la penna a Bernardino Telesio. Io l'ho molto cosentinizzato questo Trivial. Ci sono ovviamente anche le istruzioni, certo, srotolo il tabellone a questo punto perché dobbiamo farla completa, per cui mi pare, allora il primo gioco edito dalla Terra di Piero erano le carte del mercante in fiere. È stato. Poi c'è stata la famosa tombola. Sì. E questo è il testo. Questo è il tabellone, che insomma già il fatto stesso che sia coloratissimo. Sì. Vi dico soltanto che il famoso ritira, quindi tira sì, ovviamente non poteva che essere tira torna. Certo. Abbiamo cosentinizzato tutto. Non può mancare perché insomma è una collezione tra l'altro di giochi. Siccome abbiamo fatto tutto in modo artigianale, siamo riusciti poi anche a mantenere un prezzo accessibilissimo, solo 13 euro.
quindi di solito il trivial costa 40 euro se si va a comprare il trivial, diciamo, quello tradizionale. Quindi siamo riusciti anche a mantenere, perché i costi, come dicevo prima, noi facciamo tutto come volontariato, quindi tutti i costi di lavoro non ci sono contati, c'è proprio solo il materiale. No, ma quindi, credo che ormai insomma, questo sia diventato una certo, ci collezione farebbe davvero di società da avere in casa, cioè, al di là ci farebbe davvero non tanto, solo il tanto cosentino ma il piacere, calabrese dovrebbe sì, averlo, proprio perché dobbiamo dire che insomma, andiamo sì, oltre quello che è la cosentinità, certo, ma proprio la calabresità no, in genere. È un orgoglio proprio. Questo è un trivial che si rivolge, anche le domande e risposte sono per Cosenza e tutta la provincia, ci sono tante dovremmo fare poi le altre edizioni. Esatto, allora. sì, ovviamente i catanzaresi lo faranno loro, i reggini lo faranno loro. Diciamo che abbiamo dato loro un'idea, una buona idea che possono sviluppare. Per quanto riguarda invece l'uovo, visto che appunto siamo... L'uovo sono ancora in vendita fino a sabato, le teniamo in vendita alla nostra sede a Via Rebecchi numero 11, vicino nei pressi di Piazza Europa. Se venite a dare soltanto 6 euro alla Terra di Piero, sapete che questi 6 euro vanno a finire in un posto forse ancora più bello, che è il parco. Adesso ci ricolleghiamo a quello che andremo a fare. Ne parliamo fra poco, bene, allora. Ci fermiamo solo qualche istante per un attimo di pubblicità e ritorniamo subito dopo. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati, seconda parte della nostra trasmissione dedicata oggi alla solidarietà al cuore grande dei calabresi, rappresentato oggi da Mario Covelli, presidente dell'associazione Braccia Aperte, e Sergio Crocco, presidente dell'associazione La Terra di Piero. Ripartiamo in questo caso da Mario Covelli, facciamo un po' un ping pong fra queste due colonne della solidarietà, perché nei vari progetti che avete portato avanti sul territorio della provincia di Cosenza ce n'è stato poi un altro che fa veramente inorgoglire tutti i tuoi associati, ed è quello del conferimento della donazione di una serie di defibrillatori che sono stati appunto consegnati ad alcuni comuni del territorio della provincia a seguito poi di una manifestazione anche canora. Quindi siete stati capaci di riunire lo spettacolo offerto al territorio con uno strumento importante che è un salvavita. Sì, sicuramente sì. La cosa bella, noi ogni anno abbiamo un sogno, infatti Rime per un sogno è il nostro slogan, quindi ogni anno scegliamo un sogno. Nel momento in cui dovevamo scegliere un sogno l'anno scorso, ci chiedevamo quale. Ci è capitata una persona che è venuta a trovarci e ci diceva: io sto cercando un'associazione che faccia un po' sviluppare questa mia idea che ho da tempo. Chiedo scusa solo un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Deve abbassare però il volume del televisore e ci deve ascoltare dal telefono. Pronto? Sì, benvenuta, con chi parliamo? Parliamo con la signora Grandinetti. Benvenuta, da dove ci chiama signora? Io chiamo della Mezza Termi. Salve signora, ci dica tutto. Io vi voglio dire, io sono ammalata, che c'ho un tumore, e poi questa cellula mi ha dato il polmone, e ora sto facendo la terapia. Con la terapia che sto facendo, ho fatto la domandina delle pensioni, ma mi danno un accompagnamento, perché io voglio una donna, mi assiste, mi va porta all'ospedale a tutti i parti. E me l'hanno respinta. Io con una piccola pensione, come devo fare a tenere i miei figli, 2 figli disoccupati? Mio marito mi ha morto a 3 anni e ancora devo pagare il mortaggio a Putrino allora, signora Grandinetti, di mio marito. Io come devo fare? Faremo in modo di metterla in contatto con l'associazione del suo territorio che si occupa di fare volontariato a chi come lei purtroppo combatte con questo grande male.
Lei ora non riagganci, lasci il suo numero di telefono in regia, la metteremo in contatto con le associazioni. Lei mi ha detto che chiama dalla Lamezia Terme? Sì, di Lamezia Terme chiamo io, sì. La metteremo in contatto con la sede di Lamezia Terme e delle associazioni di volontariato che si occupano proprio delle persone che purtroppo combattono con il tumore, va bene? Sentite, io la mattina vado, guardate, io la mattina vado all'ospedale, mi faccio la terapia, io ogni 21 giorni devo andare all'ospedale a fare la terapia. E io voglio dire, i miei figli sono disoccupati, mi fanno dare un aiuto, sono mascolo, non sono femmine. Voglio vedere una mamma soffrire di questa maniera e non mi danno l'accompagnamento mentre una donna, io sono troppo triste. Lo immaginiamo signora e le mandiamo un grande abbraccio. Vedremo Grazie. di metterla in contatto con le associazioni del suo territorio. Sì. Intanto Vabbè. il nostro più grande augurio di una serena Pasqua. Grazie per averci chiamato signora. E Sì. purtroppo è il termometro Della solitudine dello stato sociale che abbiamo qua in Calabria, ma credo che purtroppo si sta propagando in tutta Italia. Telefonate del genere nel 2018 non dovrebbero esistere, purtroppo esistono e in casi come quello della signora sono convinto e so che ce ne sono tanti, troppi, ed è veramente un peccato, è uno schiaffo alle nostre coscienze una telefonata del genere. Chi può, noi non possiamo, purtroppo non possiamo nulla su questo campo, però chi può dovrebbe davvero mettersi una mano sulla coscienza e dire ma che cosa ho fatto finora, perché la sanità sia calabrese che adesso purtroppo anche italiana è finita in questo modo, senza che noi abbiamo fatto niente e con tante risorse che purtroppo che sono arrivate ma che poi si sono volatilizzate in tanti altri modi. C'è un senso di impotenza in effetti Sì. quando ti arriva una richiesta di aiuto in questi termini, Certo. con questi toni, perché ecco, magari noi operatori dell'informazione, voi che comunque come associazioni riuscite anche a costituire una sorta di rete, per cui riusciremo sicuramente, Mario, a trovare i referenti per quanto riguarda magari tramite anche l'ALT per la zona di Lamezia per aiutare questa signora. Però quando poi ecco, ci devono chiamare in diretta televisiva per chiedere aiuto, come diceva Sergio, è una c'è sconfitta, un meccanismo che si è per inceppato, tutti. qualcuno che non ascolta forse. È vero. Sicuramente sì, è una sconfitta sociale. Si parlava prima di rete, noi quando abbiamo delle situazioni un po' particolari dove magari non possiamo intervenire cerchiamo di appoggiarci anche ad altre associazioni, quindi speriamo che sì, perché poi ecco, l'intelligenza delle persone, così come la vostra, è quello di confrontarsi, di collaborare e di colmare il gap l'uno dell'altro proprio con la collaborazione. Laddove non riesce ad arrivare uno deve intervenire l'altro affinché il territorio cresca e i progetti si possano realizzare insieme. Ecco, già il fatto stesso, appunto, come stavamo dicendo prima dell'interruzione della telefonata, che ci mancherebbe altro, anzi ringraziamo ancora la signora per averci chiamato. Quando è un'associazione tramite un progetto a dover intervenire per donare un defibrillatore piuttosto che la Terra di Pietro per andare a realizzare un parco per rendere fruibile dei giochi per dei ragazzi disabili, c'è da interrogarsi. Sì, guarda, mi è capitato un episodio andando a promuovere questa iniziativa Città Cardioprotetta, come l'abbiamo chiamata, in un comune. Io ho trovato un defibrillatore chiuso in un ripostiglio dove nessuno sapeva ci fosse. Sono rimasto scioccato. Quindi non ne avevano bisogno in teoria di quello che Sono donava rimasto la braccia aperte. Quindi, come puoi ben vedere, la situazione è veramente a dei livelli terribili, nel senso che dobbiamo intervenire noi come associazioni nel fare cose che in realtà dovrebbero fare gli enti pubblici. Quindi per noi è molto difficile, anche perché le risorse economiche sono, Sergio, da più tempo dentro queste situazioni, quindi sa bene, ci sono dei costi, eppure riusciamo noi e non gli enti pubblici. Questo è grave.
Ritorniamo al discorso Africa, spostiamoci un attimo dall'altra parte, proprio perché sta per partire un altro convoglio, sta per partire un altro gruppo di persone. Io ho promesso, Sergio, lo faccio pubblicamente, non posso in questa data, ma ho preparato il mio salvadanaio e quindi prossimamente sarò dei vostri, perché credo che sia un'esperienza umana che cambi profondamente. Sì, cambia proprio la scala dei valori, la rimette secondo me nella posizione giusta, capisci la differenza per esempio tra fame ed appetito, capisci cosa vale davvero nella vita e cosa vale molto, molto di meno. Noi il 23 giugno queste sono 2 incubatrici che ci ha regalato l'ospedale di Perugia, abbiamo portato nella Tanzania meridionale a Morogoro. Sì, nel frattempo noi, ripeto, sono talmente tante le immagini, questo è un altro questa progetto è un'altra che nostra poi bella dobbiamo... iniziativa, sono le job, abbiamo regalato 10 job ad alcuni lidi che presentavano dei criteri di accessibilità quasi perfetta, 6 sulla zona del Tirreno e 4 sulla zona dello Ionio. Le job sono quelle sedie che permettono alla persona disabile di entrare in acqua senza problemi e poi di uscire dall'acqua senza problemi, quindi il bambino disabile ma anche la persona più adulta può andare a fare il bagno tranquillamente. Diciamo proprio le cose come stanno. E noi abbiamo voluto premiare 10 lidi che presentavano caratteristiche di accessibilità anche a livello di bagni pubblici, anche a livello di ristorazione, insomma dove era tutto accessibile. Ritorniamo all'Africa, noi il 23 giugno saremo più o meno una trentina di persone, andremo a visitare i nostri orfanotrofi dove andiamo sempre, dove abbiamo portato la roba tramite il container, andremo a visitare i bambini, porteremo come al solito i colori ai bambini, ma soprattutto andremo ad Ipogolo, che è nella periferia, sempre nella periferia di Iringa, nella Tanzania meridionale, quasi tra lo Zambia e il Malawi. E andremo a costruire il Parco Piero Romeo II. In realtà già ce lo stanno costruendo i nostri amici dell'associazione Sauta Silia, perché noi ci appoggiamo sempre ad associazioni del territorio. Questi sono tutti ragazzi tanzaniani, qualcuno lo state vedendo in foto, ragazzi che si danno da fare e sfatano tutti i miti dell'africano vagabondo, non esiste proprio, anzi lavorano più quando hanno la possibilità ed hanno un progetto serio, lavorano molto più di noi. Ci stanno costruendo, noi andremo poi sia a pitturarli che poi a posizionarli materialmente il Parco Piero Romeo II, cioè andremo quasi a premiare una scuola dove ci sono 60 bambini disabili e faremo la stessa operazione che abbiamo fatto qua a Cosenza su via Roma, cioè costruiamo un parco accessibile ai bambini disabili e non vedenti, con i percorsi e con tutti i giochi totalmente accessibili per i bambini disabili, dove potranno giocare, mi ripeto, i bambini disabili e i bambini normodotati in piena armonia come succede a Cosenza. Sarà il primo della Tanzania. Quindi, sono andato a parlare personalmente con il presidente della regione di Iringa e mi ha detto che sarà il primo, poi me lo ha confermato anche l'ambasciatore d'Italia, il dottore Mengoni a Dar es Salaam, che è la capitale della Tanzania. Ci hanno detto che sarà la prima esperienza e poi loro speriamo vorranno ripeterlo l'ambasciata italiana nella capitale. Un altro grande orgoglio. Andremo una trentina di persone, chi si vorrà aggregare potrà farlo. La Tanzania è molto meno complicata degli altri paesi africani, è molto meno complicata di quanto si possa pensare. Faccio un esempio, l'acqua imbottigliata si trova anche nei villaggi Masai, che sono notoriamente a tante ore di macchina dai centri abitati, dunque essendoci l'acqua imbottigliata almeno il 90% delle malattie vengono eliminate, tanto è vero che non c'è bisogno di fare vaccinazione obbligatoria in Tanzania. Ovviamente siamo sempre nell'Africa nera, quindi alcuni accorgimenti vanno presi, non siamo certo in Europa, i bagni non sono come europei, però si può fare. E quindi chi vorrà venire da noi non c'è nulla da versare alla Terra di Piero, basta solo pagarsi il biglietto e poi
pagarsi il soggiorno là, che davvero è una spesa molto molto limitata. Noi paghiamo all'incirca 10 euro al giorno per mangiare e dormire in tutto. Veramente una sciocchezza. Sì, veramente una sciocchezza rispetto ai Se poi i paramenti risultati europei. sono quelli Poi che stiamo vedendo. Questo è un orfanotrofio a Tosamaganga, a una cinquantina di chilometri da Iringa. Questo è un orfanotrofio che abbiamo trovato quasi per caso, ce l'hanno segnalato alcuni amici nostri di Salerno quando eravamo proprio in loco. Siamo andati a vedere la mattina e abbiamo trovato questi giochi completamente distrutti. I bambini, c'erano là in questo orfanotrofio ci sono 80 bambini, questo è un altro gioco che abbiamo fatto noi. C'erano 80 Devo bambini dire di cui che 22 sono riconoscibili i giochi Sì. della Terra di Piero perché diventano rosso-blu. Esatto. Non fosse altro per questo. Una volta a Dodoma l'abbiamo trovato interamente pitturati di giallo-rosso, pensate che abbiamo immediatamente fatto, no, però a parte gli scherzi, a Dodoma siamo riusciti a costruire un parco l'abbiamo intitolato al nostro grande Gianfranco Alò. È stato un altro orgoglio perché era in un orfanotrofio, che già si parla di orfani, si parla di orfani tanzaniani e si parla soprattutto di orfani tanzaniani con grandissimi problemi mentali. Abbiamo regalato loro una gioia. Abbiamo regalato, secondo me, il terzo diritto che ha un bambino: il primo alla nutrizione, il secondo all'istruzione, il terzo è al gioco. E quando per esempio, adesso poi se non spaziamo troppo, ma in Madagascar siamo riusciti a dare tutti questi tre diritti. Ad Antananarivo, in periferia di Antananarivo, abbiamo costruito una scuola con l'aiuto sempre prezioso di Padre Fedele, e là siamo riusciti a dare tutti e tre i diritti, e quindi è ancora, ce lo ricordiamo ancora con grande orgoglio. Diciamo che l'ho detto in Cosentino e non ci sentivo. Vabbè, insomma, io ripeto, ho di fronte a me due giganti della solidarietà, ciascuno ovviamente per le proprie peculiarità e per le proprie scelte, perché poi è ovvio che ogni associazione sceglie il tipo di intervento che decide di fare sul territorio rispetto a quelli che sono anche il sentore degli associati, ci mancherebbe altro. Con Mario Covelli c'è un altro aspetto che io vorrei toccare, poi siamo praticamente ormai quasi in chiusura di trasmissione. Io parlerei con voi per ore, perché proprio ce ne sono tante cose da dire e mi spiace quasi di aver terminato il tempo. Perché al di là dell'attenzione che c'è rispetto alle tante tematiche che abbiamo toccato, avete deciso poi di approfondire un altro aspetto, che sono i percorsi motivazionali, proprio perché non si lascia nulla al caso. Anche la mente, lo spirito ha un suo perché e ha bisogno di essere curato. Sì, il percorso motivazionale che è iniziato a dicembre, tenuto da Pasquale Nigro, che è un po' la mente dell'associazione. È venuto fuori da un'intuizione di una delle nostre volontarie, Maria Piscitelli, che saluto affettuosamente. Lei appassionata un po' di queste tematiche. E inizialmente, quando ho fatto la proposta a Pasquale di tenere un po' questo corso, mi diceva: guarda Mario, sicuramente dopo un mese vedrai che magari da 20 partecipanti te ne troverai 10. È successo il contrario, siamo arrivati ad avere 40 partecipanti, siamo rimasti veramente sorpresi della partecipazione a questo percorso motivazionale, che è stato per tutti un percorso di crescita attraverso degli spunti di riflessione che hanno migliorato l'autostima e fatto venire fuori parti di noi che magari non conoscevamo. Quindi tutti i partecipanti si sono sentiti veramente coinvolti in questo. Ormai siamo quasi alla fine, perché ci fermiamo per questa settimana per festività di Pasqua e abbiamo fissato altri 2 incontri, però ci hanno chiesto di ricominciare, cosa che non ci aspettavamo, quindi vediamo un po' di organizzarne un altro o un proseguio dall'autunno prossimo. E ripeto, ci ha dato una grande soddisfazione questo percorso motivazionale gratuito. Anche questo è importante, insomma, sì, dobbiamo sì, dire che sì, ci sono sì. tantissime iniziative delle associazioni che fanno sì che si possa partecipare in maniera gratuita o che comunque si contribuisca ad andare ad aiutare dei progetti di tale importanza. Io vorrei fare un ultimo punto, perché forse non l'abbiamo detto, Mario, e questo è importante, che per il ristorante solidario, che è un progetto che sta crescendo, c'è la possibilità e soprattutto la necessità, così come per i progetti della Terra di Piero, che qualcuno si avvicini e si accosti e manifesti
manifesti la volontà di appoggiare, perché se vogliamo che, così come è accaduto per il Parco Piero Romeo, anche il ristorante solidale si realizzi e si abbia un primato a Cosenza, perché mi pare che anche di ristiranti solidali da queste parti non se ne sia mai parlato prima. Assolutamente. Aiutiamo Siamo due polli e Sergio. Aiutiamo braccia aperte, quindi imprenditori, privati, enti, fondazioni che riescano davvero a capire l'importanza del progetto, a intuire le finalità. Una mano sulla coscienza, uno sul cuore, l'altro sul portafogli, tre mani, no, è sempre la stessa che gira. Se mi consenti, Alessandra, vorrei fare un appello, mi aggancio a quello che stavi dicendo tu. Noi abbiamo individuato 2 location, però come ben sapete le associazioni economicamente... Abbiamo bisogno dei locali, insomma, a titolo gratuito, abbiamo diciamole chiaramente le cose, abbiamo fatto una Mario, mappatura. così facciamo un appello diretto affinché questi progetti possano finalmente essere realizzati. Abbiamo fatto una mappatura e abbiamo individuato diversi locali, sia degli enti che di imprenditori in disuso, quindi metteteli a disposizione nostra, perché li facciamo rifiorire, facciamo qualcosa di bello, di utile per tutti, quindi... ci aspettiamo che quanto prima qualcuno si faccia vivo. Fate sì, insomma, che Cosenza possa avere il suo ristorante solidale e che quindi i calabresi ancora una volta possano dimostrare di avere questo grande cuore, il cuore d'oro di cui stiamo parlando oggi. Sergio, ma oggi c'è anche un'altra iniziativa o ricordo male io? Ricordo, sì, stasera c'è vedi, io con tante cose per qualcosa della scuola, sì, ci sarà un aperitivo tanzaniano al Vintage Zone in una traversa di Corso Pasini di fronte al cinema Citrigno. Chi vorrà potrà venire a gustare le pietanze cucinate in modo Masai, quindi lugali, il riso fatto in modo particolare, alcuni tipi di fagioli particolari, qualcosa, c'è la cucina Masai, per tutta la cucina tanzaniana è molto semplice. Proprio per avvicinarci già al discorso del viaggio e magari vi verrà la voglia anche lì di aderire e di partire. Chi pagherà l'aperitivo dalla direzione del Vintage toglierà €1 e lo darà alla Terra di Piero. Volevo un attimo soltanto... Stiamo chiudendo, quindi ai 30 secondi. Riagganciare a quello che diceva Mario, invitando davvero, facendo l'appello di invitando tutti quanti ad associarsi, ad andare in qualsiasi associazione, non alla Terra di Piero, non a braccia aperte, ma in qualsiasi associazione voi vogliate andare, si sta molto, vi giuro che si sta molto meglio. Ogni tanto stutatesi il cellulare e guardate in faccia le persone che è meglio. E allora io ringrazio veramente con il cuore Sergio Crocco e Mario Covelli per essere stati qui oggi, per averci consentito di approfondire e di conoscere meglio le grandi opere, i grandi progetti che portano avanti insieme a tutti i loro amici, a tutti gli associati, ma anche al grande popolo di Facebook che li sostiene, perché bisogna dire che anche questo c'è dietro. Vi ricordo che c'è la possibilità dell'uovo di Pasqua, ci siamo, domenica è alle porte. Il trivial, non vi dico cosa mi hanno detto dopo che ho letto le domande, il discorso dell'aperitivo, il ristorante solidale, il viaggio in Tanzania. C'è una cosa che mi deve dare Sergio Crocco, quindi portati dietro il microfono, avvicinati perché siamo in chiusura, lui è un gigante per cui spero che tu entri in trasmissione. Portati il microfono, mi uccideranno dalla regia, Mario, avvicinati anche tu così ci salutiamo. Ho portato la sciarpa ufficiale della Terra di Piero dei nostri qua c'è Terra di Piero, ma alto. Ma soprattutto c'è veloce che ci menano. Pamoja na Tanzania, che in lingua swahili significa insieme alla Tanzania, quindi è un ponte che parte da Iringa, da Dar es Salaam, da Dodoma e arriva a Rende, a Ten. E allora con questa consegna ufficiale ecco qua. Io vi auguro buona Pasqua. Sergio, vieni più in qua. Ecco, perfetto. Ecco tipo selfie. Tipo selfie praticamente. Noi auguriamo veramente una buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.